83 cantieri per una cifra complessiva di investimento di 115 milioni di euro non è usuale in un comune da 1200 abitanti. Questo sta a significare quello che è successo in quell'ottobre del 2018. Emerge anche ora, 3 anni di distanza da quella notte drammatica incancellabile, ciò che accade a Roccapietore, comune simbolo della devastazione causata da Vaia. I lavori, quelli da eseguire non più in emergenza ma urgenti per la salvaguardia del territorio, possono partire grazie ai fondi resi disponibili. Ho grande speranza che questi soldi vengano spesi bene, afferma il sindaco De Bernardin. Io spero che innanzitutto che il Covid ci lasci lavorare, perché lo scorso anno abbiamo avuto 3 mesi di stop dei cantieri dovuti al Covid, quindi mi auguro che quest'anno ci lasci andare avanti tranquilli. Primo. Secondo, il turismo è ovvio che è una parte importante, la parte più importante della nostra economia, ma argini, briglie, ponti, difese spondali, messa in sicurezza del territorio, messa in sicurezza degli abitanti delle case viene prima. L'obiettivo è terminare i lavori nel più breve tempo possibile. La settimana scorsa per questo c'è stata una riunione organizzativa che ha coinvolto dirigenti e funzionari di Veneto Strade, Veneto Acque e servizi forestali regionali. Il percorso sarà condiviso, ma il primo cittadino è chiaro: non possiamo permetterci interruzioni di sorta. Oltre ai danni causati da Vaia ci sono quelli dell'alluvione della scorsa estate che ha causato nuovamente problemi in Vallo Ambretta e nella zona dei Serrai di Sottoguda.